Scende leggermente la curva dei contagi come la pressione ospedaliera, anche nella Marca il quadro è simile a quello regionale, seppure il numero complessivo dei positivi continui ad essere molto elevato. I casi positivi stanno scendendo, chiaro, molto più lentamente, soprattutto legato al fatto che il 31% dei positivi che abbiamo in provincia sono tutti minori, cioè tutti i ragazzi che frequentano le scuole e che quindi sono sostanzialmente asintomatici, ma però danno comunque un numero elevato di casi positivi. 3.276 le classi nelle quali il virus è entrato per un totale di circa 25.000 studenti coinvolti tra isolamenti, quarantene e monitoraggi. E proprio il fronte delle vaccinazioni dei più piccoli è quello che sta assistendo ad una vistosa frenata, vuoi anche per l'alto numero di bambini positivi o in quarantena. Solo 549 i prenotati da oggi a domenica. Lanciamo un appello ai genitori, i ragazzi da 5 a 11 anni sono quelli che stanno vaccinando meno ed è importante che lo facciano. Noi capiamo che le scuole sono tanti a casa perché sono in quarantena o positivi, quindi fanno fatica a portare i ragazzi, però chiediamo veramente, siccome l'accesso è libero, possono venire quando vogliono, eccetera, di portarli perché è fondamentale vaccinare per proteggersi. Del resto, quarantene ed isolamenti stanno mettendo in subbuglio il sistema prenotazioni dei vaccini anche degli adulti. Solo ieri, dei 7.500 prenotati nella Marca, 800 non si sono presentati e cresce il numero dei cosiddetti positivi per caso, persone che scoprono di essere state contagiate andando in ospedale per altre ragioni. Ieri sono stati 57, 2 sono puerpere ricoverate a Montebelluna. Sul fronte tamponi è attiva la prenotazione sul portale dell'ULSS. Ai Covid Point si accede con appuntamento dalle 8 alle 14, ad accesso libero solo il pomeriggio dalle 14 in poi. Dal 1 febbraio alle farmacie si aggiungeranno per i tamponi gratuiti anche la casa di cura Giovanni XXIII di Monastiere ed il centro di medicina di Conegliano e Vittorio Veneto. 500 a Monastiere e circa 200 al centro di medicina di Vittorio Veneto e Conegliano, in modo tale da coprire delle aree che oggi sono ancora in difficoltà per quanto riguarda soprattutto le scuole e quindi sgravare i Covid Point.